va per Quadrado, in mezzo su Morata, ancora Quadrado, sempre Quadrado, solo Quadrado, va giù, calcio di rigore. Protestano questa volta i giocatori dell'Inter. Vedremo tra poco questa azione, arriva anche il cartellino giallo nei confronti di Murillo. Proteste molto accese da parte dei giocatori nero-azzurri. Ammonito Murillo e calcio di rigore in favore della Juventus per l'intervento ai danni di Quadrado. Quadrado scambia con Morata all'interno dell'area di rigore, protegge il pallone, il contatto con Murillo. Ho più di qualche dubbio per questo tipo di intervento. C'è stato un errore inizialmente da parte di due centrali su Murillo con Miranda, sono fatti entrare dal pallone, però sul taglio, credo che al momento dell'impatto, non so quanto sia stato volontario. Rivedere da questa parte ancora, non lo so. Davanti, Murillo alla gamba sinistra davanti. Calcio di rigore dunque concesso in favore della Juventus e sul punto di battuta va Alvaro Morata. Siamo al 35esimo del primo tempo. Bonucci ha qualcosa da dire ancora? Adesso va a parlare con... parlando con Massimiliano Allegri, ma prima tutta in piedi la panchina della Juventus, il provvedimento da parte dell'arbitro. Calcio di rigore che ha ammonito Murillo. Parte Morata. La battuta di Morata, il vantaggio della Juventus al 36esimo del primo tempo. Torna al gol su calcio di rigore. Alvaro Morata, Juventus 1, Inter 0. È stato molto bene, è stato molto freddo. C'è niente da fare per il portiere Andano, le proteste da parte dei giocatori bianconeri prima, probabilmente qualche espulsione ne contano veramente troppo. Questo è il gol di Alvaro Morata che dunque porta sull'1-0 la Juventus e allora noi andiamo a bordo campo da Aurelio Cavalli e poi da Luca De Capitani, le reazioni dalle panchine, l'esultanza dei tifosi della Juventus. Nel momento dell'esecuzione Allegri era girato in piedi, poi Trattativa da ufficializzare comunque. Quadrado, porta palla, viene inseguito da alcuni avversari, il tocco è per Asamoah, si propone dall'altra parte Mandžukić, è servito Mandžukić, il sinistro, intervento prodigioso di Bergeni che salva una conclusione a botta sicura, Evra in mezzo, Morata non arriva, Morata! Si è sbloccato Alvaro Morata, prima sul calcio di rigore e adesso con questa splendida girata, imprendibile per Andanovic, 2-0 per la Juventus al 18esimo della ripresa. È stato molto bravo l'attaccante spagnolo, soprattutto a girarsi, grande equilibrio, la postura del corpo era giusta, molto tranquillino. Basta comunque la copertura per venire da parte di Chiaviani, era rimasta scoperta centralmente la difesa nell'azzurra. Gran gol di Morata che ha approfittato di una bella azione in percussione lì, adesso avremo l'opportunità di rivederla questa azione. Era stato bravissimo Bianchini a curare la conclusione di Mandžukić, poi dopo il cross dal fondo di Evra il pallone è arrivato a Morata un po' fortunosamente dopo. Per un giocatore che abbiamo ammirato la passata stagione, qui certezza di sicurezza sulla corsia mancina e da quante l'anno avesse veramente fatto la differenza. Scivola per un attimo Marchisio che poi riesce a recuperare il pallone, vince il contrasto con Icardi, da Chiellini in avanti per Asamoah, in mezzo a cercare Dybala, 3-0 della Juventus.